Rientriamo in diretta, continuiamo con questa nostra maratona pasquale. Qui con me c'è Lele Marcassa che mi sta dando una mano nel portare avanti la baracca oggi pomeriggio. Ivo Gallo collegato, pronto a cantare i Beatles, perché chissà perché, ma gli fanno tanto Pasqua. E vabbè, e fra un po' sentiremo con piacere Ivo Gallo, ma so che è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio perché è una giornata impegnativa per la categoria, diciamo così, mi perdoni il termine, non vuole essere assolutamente irrispettoso, è una giornata complicata per gli uomini di fede. Padre Svanera, rettore della Basilica del Santo di Padova. Padre, buonasera e buona Pasqua. Pace bene a voi. Pace bene, pace bene. Collegati. Senta, ci dica, possiamo immaginarlo, ma come sta trascorrendo la sua Pasqua? Quando è iniziata? Quali riti? Quali sono i riti che segnano la Pasqua alla Basilica del Santo? Immagino che un po' tutti coloro che più o meno hanno un minimo di consuetudine con la vita cristiana conoscano quelli che sono i ritmi del Triduo Pascale in modo particolare. In altri tempi la Basilica sicuramente avrebbe avuto un flusso anche di penitenti durante la Settimana Santa, che poi culminano con le liturgie del Giovedì Santo, con la Messa in Cena Domini, il Venerdì Santo con l'azione liturgica in ricordo della Passione del Signore, il sabato, ieri sera, con la grande veglia, la veglia diciamo che è fondativa della nostra fede, perché annuncia il Cristo morto e risorto e dalle tenebre splende la luce della risurrezione. Quindi le grandi liturgie che poi, ecco, durante la domenica di Pasqua vivono momenti solenni con le Sante Messe. Ma queste sono, diciamo, le dinamiche liturgiche di tutte le chiese cattoliche che conosciamo. Ecco, magari qualcuno può aver anche seguito le liturgie del Papa nel venerdì con la Via Crucis, certo. Ecco, piuttosto che oggi con la benedizione Urbi et Orbi cosiddetta. Vedo che fate vedere le immagini di una basilica che sicuramente splende per la sua dimensione di solitudine. Ma insomma questa è la realtà. Per fortuna quest'anno la Pasqua è stata almeno consegnata a chi poteva anche alla possibilità di accedere alle celebrazioni. L'anno scorso, se si ricorda, era proprio un lockdown di Era un lockdown totale. Diciamo che la Pasqua quest'anno si è vissuta in maniera diversa, padre. Le chiedo un commento sulle parole anche del pontefice oggi, Papa Francesco, che si è detto vicino ai giovani del mondo, si è detto vicino alla tragedia umana del Myanmar, che insomma ogni giorno ci sconvolge per gravità. Tanti giovani, ha detto il Papa, costretti a lungo dal Covid, senza scuola né amici. C'è un disagio di un'intera generazione. Lei anche da pastore di anime, che cosa vede nei giovani? Allora intanto sottolineo che sono due gli aspetti su cui per mettere un po' anche l'attenzione. Partirei dal secondo aspetto, poi rispondo all'altra domanda, cioè il fatto che il Papa ricordi il Myanmar forse ci permette, non voglio essere polemico perché qui anch'io faccio parte della categoria dei giornalisti, però ecco, a volte noi rischiamo di puntare, lo facciamo da mesi e forse avremo bisogno di guardare oltre, di guardare non solo alla nostra situazione che rischia di essere un po' autocentrata, l'informazione totalmente diretta sulla questione pandemica, e il Papa dice che il mondo ha anche altri problemi, che nella vita ci sono anche altre situazioni, che rischiamo anche di dimenticare situazioni di drammaticità, di violenza, di oppressione, di malattia, di disastri, di carestie, di situazioni veramente come quelle, appunto, citiamo il Myanmar, però ecco, non so, a volte la sensazione
è che perdiamo di vista una dimensione un po' universale del nostro vivere. La Chiesa Cattolica col Papa, ecco, grazie a lui, ci permette di avere anche uno sguardo che, ripeto, rischia, ecco, con tutto rispetto, e torno poi alla prima domanda, di quello che stiamo vivendo, però Certo. stiamo un po' forse esagerando. È ora anche un momentino di avere uno sguardo che ci permette di essere un momentino più distaccati per certi versi anche dalle nostre vicende, insomma, ecco. Poi appunto le nostre vicende, e torno alla prima domanda, indubbiamente non è che tolgano così la dimensione di serietà a quello che stiamo vivendo. Lei citava, o il Papa stesso citava, la realtà dei giovani. Più di qualche volta il Papa ha detto: non lasciamoci rubare la speranza. Ora, i giovani sono i primi che, dalle categorie dei ragazzi, non sappiamo, io sento molti genitori dicono: non sappiamo come saranno le conseguenze di questa situazione in cui i ragazzi sono distanziati dai coetanei, non possono vivere serenamente le attività sportive, ricreative, totalmente compresi davanti a un PC di cui noi ci lamentavamo fino a ieri che erano fin troppo presi. Adesso sono i primi loro a essere stufi di essere davanti al loro PC. E quindi indubbiamente questa è una situazione paradossale, insomma, ecco, che preoccupa e che tra l'altro appunto può creare delle conseguenze i cui dati non sappiamo quali possono essere, ma certo dal punto di vista psicologico, relazionale, intellettuale, ecco, con delle ricadute che già si vedono magari nelle famiglie, con difficoltà di vario tipo. Indubbiamente questo è una preoccupazione sana che cerchiamo di affrontare, che le famiglie cercano di affrontare, anche perché gli spazi in cui si svolgono le attività, le dinamiche all'interno della famiglia, la possibilità di avere o di non avere anche gli strumenti per questi collegamenti online a cui non tutti a volte possono accedere, insomma, difficoltà sono oggettive. Ben venga che il Papa si faccia vicino a questi ragazzi. Che si faccia carico anche di questa sofferenza, ma come dice lei non c'è una sola sofferenza, ce ne sono tante di sofferenze in giro per il mondo, e quindi è utile avere una visione per l'appunto globale. Quindi il riferimento all'ex Birmania del pontefice è utile ed è sicuramente di stimolo. Noi in quest'ultimo anno come gruppo Media Nord-Est abbiamo trasmesso molte volte le vostre messe, i vostri appuntamenti. Ce n'è stato uno in particolare, il sorvolo della statua del santo di Sant'Antonio. Se non sbaglio era l'inizio dell'estate dell'anno scorso, il 13 giugno ovviamente. Abbiamo quelle immagini e le vorrei rivedere con lei. Che emozioni sono rimaste? È stata una bella giornata di fede, ma anche di speranza. Tutti forse pensavano anche di ripartire in quell'occasione, poi invece siamo ripiombati nella pandemia. Quanto è importante la fede in questi momenti? Ma io tanto ringrazio la vostra rete di avere questa sensibilità verso quello che sta accadendo anche nelle celebrazioni, nei momenti che viviamo in Basilica, perché forse è così, conosciamo anche meglio la dimensione veramente diffusa della devozione antoniana, perché il servizio non è un servizio solo locale, poi diventa capace di farsi promotore di una divulgazione che così Antonio di suo ormai ha in tutto il mondo. Credo che abbiamo bisogno di gesti. Ecco, al di là adesso del fatto che poi Sant'Antonio faccia o non faccia i miracoli che noi ci aspettiamo, che interceda secondo quanto noi desideriamo, chi viene alla tomba del santo e mette una mano, chi vede anche un santo sorvolare sulla propria testa, esprime la consapevolezza di non essere solo. Ecco, questo è anche il senso della Pasqua, se vogliamo. Ecco, i santi sono dei mediatori, e il santo in modo particolare perché ci fanno sentire che quando Gesù dice vi ho chiamato amici, è vero, cioè noi viviamo e continuiamo a vivere nelle nostre contraddizioni, nelle nostre ambiguità, nelle nostre difficoltà,
ma sappiamo che c'è un Dio, e i santi, ecco, hanno percepito questo in modo molto singolare, che patisce con noi e al contempo però, e questo è il senso della Pasqua, ci dice che l'amore, quello che noi facciamo per amore, cioè quello che noi facciamo con passione, tra l'altro traduce anche la parola passione che vive Gesù, non va perso, non va perso. Quindi questo tempo di crisi e di difficoltà paradossalmente può diventare l'occasione per, ecco, come dire, distribuire, condividere, donare il meglio delle nostre energie, come hanno fatto i santi che hanno speso una vita di dono. Il santo è stato accanto alle lacerazioni, alle ferite, alle povertà, alle situazioni anche che lui ha provocato, anche insomma quelle situazioni anche dove il potere manifestava il peggio di se stesso. Tutto questo spendendo la sua vita. Tante persone lo stanno facendo, in primis certamente il mondo sanitario, ma tante persone che nelle case vivono e patiscono questa situazione. Sono situazioni di amore che dicono la Pasqua, e l'amore non è mai perso. La resurrezione ci dice questo. Padre, un'ultimissima domanda, poi so che lei ovviamente è impegnato nelle celebrazioni serali e quindi so che è impegnatissimo. Il Papa oggi ha chiesto di accelerare sul fronte dei vaccini. È stato un appello anche questo molto, molto potente. In questo anno la scienza, ecco, com'è stato il rapporto anche tra fede e scienza? Com'è questo rapporto? Lei come lo vive? Un pontefice che chiede di accelerare sui vaccini, è anche questo un messaggio forte? Il dibattito a volte qua di là si pone tra rapporto tra fede e scienza. C'è chi, diciamo, può cadere in una dimensione scientista, c'è chi cade in una dimensione fideista. Il Papa San Giovanni Paolo II amava parlare della ragione e della fede come le due ali che guidano un po' il volo della nostra esistenza. Quindi la ragione accompagna con la ricerca, con tutta la dimensione, ecco così, che della scienza, quello che è il meglio dello sviluppo umano. La pandemia sta a dirci anche consapevolmente la nostra fragilità, i nostri limiti. La scienza stessa si è spesso contraddetta, insomma tante persone sono sconcertate, sentono uno scienziato dice una cosa, uno scienziato ne dice un'altra. Si proponeva che sarebbe arrivato il vaccino entro tot, poi arriva, poi non arriva, insomma i limiti ci sono, ma contemporaneamente è chiaro che sono affidate a noi dal Creatore le migliori capacità di intelligenza e di possibilità di sviluppo della nostra umanità, quindi che ci sia questa alleanza e che il Papa dica preghiamo per certi versi, quindi congiungendo la dimensione della fede con la dimensione della scienza, è un bel messaggio. Ecco, sta a noi avere, diciamo così, proprio il senso un po' anche del limite, perché la scienza arriva dove arriva e poi c'è un'ulteriorità. Penso proprio ai testi della Pasqua di oggi. Le donne vanno al sepolcro e vedono che la pietra è stata rotolata. È stata rotolata da qualcuno, cioè chi diciamo ci permette di uscire dalle nostre paure, da liberarci dai nostri vincoli, da vincere anche le nostre dimensioni di tenebre, di peccato, è quel qualcuno con la Q maiuscola a cui noi affidiamo la nostra vita, che dà un senso e dà un fondamento alla nostra vita. Quindi continuiamo la nostra ricerca, continuiamo a credere che la scienza possa darci una mano, sappiamo poi, come cantava qualcuno, che abbiamo un gancio in mezzo al cielo che è colui che veramente ci salva e ci porta verso il fine autentico della nostra vita, che è l'incontro con la verità, con l'amore da cui veniamo. Grazie, grazie davvero Padre Svanera, la lascio ai suoi impegni, le auguriamo ancora da parte di tutta Media Nord-Est buona Pasqua e ovviamente alla prossima, grazie davvero, grazie buona a voi Pasqua. E buona Pasqua anche a tutti i telespettatori, buon lavoro a voi. A presto, grazie mille.
È un'altra meraviglia, la Basilica del Santo e la città di Padova. Anche qui siete stati tantissime volte. Allora, per quanto riguarda la Basilica, devo dire che insomma, i veneti in qualche modo, o in gita alle elementari o alle medie, un viaggio così domenicale, hanno avuto occasione di imbattersi in questa chiesa davvero importante per la cristianità, ma davvero importante da un punto di vista architettonico. Poi devo dire che dentro si scopre il trionfo di Donatello, si scoprono alcune opere artistiche legate a Giotto, tanto che insomma ricordo che c'è questa candidatura UNESCO che unisce sia la Basilica del Santo ma ad altri siti di Padova che sono stati toccati dalla creatività e dall'intelligenza e dalla capacità artistica di Giotto, e uniti insieme creano questo patrimonio UNESCO che ormai è agli sgoccioli. Si parla di giugno-luglio, dovrebbe essere insomma messo questo timbro fondamentale all'ennesimo bene patrimonio umanità legato alla regione del Veneto. E devo dire che poi Padova, sì, ormai siamo, guarda, io ti dico la verità, avendo per qualche anno cavalcato un po' questa candidatura insieme a un bel comitato, si ragionava sul fiume Piave come patrimonio mondiale dell'umanità, proprio perché rappresenta un unicum non solo in Europa ma nel mondo, per questo fiume alpino che in qualche maniera concepisce le acque sulle montagne più belle del mondo per donarle poi alla laguna di Venezia. In realtà poi insomma le cose sono andate avanti in un altro modo e è arrivato il Prosecco, che è l'ultima candidatura veneta che ha avuto questo mega timbro, e devo dirti che in effetti i vari luoghi che abbiamo visitato, che sono così protetti da questo importante cappello dell'UNESCO, hanno incrementato profondamente non solo le visite in presenza, come si poteva fare fino l'anno scorso, ma la visibilità di questi luoghi è assolutamente decuplicata. Ecco, quindi a chi si chiede a che cosa serve a questo. Serve a dare importanza non solo tutelare, ma anche all'economia dei territori, perché piccoli comuni, piccoli paesi come, che ne so, Revine Lago, oppure Cappella Maggiore, Tarzo, tanti luoghi che magari non sono né Conegliano né Valdobbiadene, ma che gravitano intorno a questo patrimonio, ovviamente sposo del Prosecco, hanno avuto un beneficio, hanno creato attività giovanili come bed and breakfast, nuovi ristoranti. Purtroppo il momento è singolare, quindi credo che prima o poi questo terminerà e darà slancio a queste nuove attività e fondamentalmente a un'economia giovane. La stessa cosa varrà per Padova e per tutti i siti che abbiamo insomma in Veneto. E a proposito di chicche del territorio, Lucio Zanato che sta facendo chilometri, macinando chilometri su chilometri insieme a Nicoletta Rizzetto, se non sbaglio è pronto per un altro collegamento. Lucio, mi senti? Lucio? Ti Lucio? vedo ma non ti sento al momento. Lucio? Mi sta aiutando anche, niente da fare. Allora facciamo così, non vorrei si sentisse solo Ivo Gallo. Ivo Gallo, non ci siamo dimenticati di te. È lì nel suo pollaio, quindi. Aspetta, adesso mi sente. Lucio, ci senti? Noi li sentiamo. Sì, ma voi mi sentite? Eccoci, Sì? adesso ti sentiamo adesso. Vai Lucio, dove sei? Oh, bene, allora io sono a Cornuda e sono con due Sartor, ovvero Donaldo Sartor, che è il rettore del santuario della Madonna della Rocca, e con Claudio Sartor, che invece è il sindaco di Cornuda. Quindi sono fortunatissimo in questa Pasqua, sono con due Sartor. Perché ci siamo collegati qua? Perché questo è un altro dei luoghi sempre della religiosità, ma particolarmente durante la Pasqua, perché qui c'è la Via Crucis, qui Donaldo è il punto dove la gente a Pasqua viene, giusto? Sì, viene. Adesso siamo un po' in lato un po' minore per tutte le situazioni, ecco, però insomma è un incrocio continuo, ecco, di fede da una parte, perché questo è il santuario, però poi possiamo dire anche di incontro qua con la natura, che è speciale, cielo aperto sempre e tutto attorno, ecco. Ecco, allora adesso tra un attimo vi facciamo vedere che cosa si vede da questo santuario, perché oltre che essere stato santuario è anche
anche stato osservatorio durante la Grande Guerra qui, giusto sindaco Claudio Sartor? È stato sempre un avamposto nella storia, perché essendo l'ultima propaggine dei Colli Asolani permette una visione straordinaria su tutto il territorio a 360 gradi. In particolar modo noi lo ricordiamo negli ultimi 100 anni soprattutto per i fatti di guerra, naturalmente della Grande Guerra. E qui si è combattuto tanto, la chiesa è stata distrutta, da qua si dominava praticamente tutto un territorio e quindi permetteva di avere una grande visione per quella che era anche la strategia dei nostri generali e del nostro esercito. Allora, insieme con i due sartori io vengo avanti e Nicoletta vi fa vedere appunto qual è la visione, quindi più che far guardare noi, Nico, fai vedere che paesaggio si vede da qua. Allora, sindaco, lo descriviamo un po'? Allora, questo è uno delle aperture, diciamo, verso la pianura, perché dalle nostre colline qua si vede tutto. Abbiamo sulla sinistra il Montello, si vedono i ripetitori, se guardate bene, di Santa Maria, della Vittoria, Montebelluna appena qua sotto col Mercato Vecchio, e poi si riescono a vedere in tante occasioni anche le gru di Porto Marghera, oppure è bello tante volte al mattino arrivare qua e vedere il sole che si specchia sul mare, quindi su tutta la laguna. Qua effettivamente c'è l'apertura verso la provincia di Treviso, ma non solo. Ecco, diciamo la parte laica, perché chiediamo al sindaco, qui una passeggiata ci sta sempre, è una forma di turismo naturalistico non indifferente. Assolutamente sì, qua si può venire su a piedi, di corsa, in bicicletta, sono dei colli silenziosi, sono dei colli che ti trascinano fuori dai paesi, dalle città, ti danno un grande relax e ti permettono di fare magari mezz'ora in tranquillità. Però sentiamo anche la parte religiosa, perché Donato, lei è abituato era abituato a una parrocchia, diciamo così, ad alta densità come quella di San Bartolomeo a Treviso. Certo. Venire qui in termini religiosi cosa significa? Avvicinarsi di più a Dio, diciamo la verità. Beh, questo è tutto un altro modo, meno affollato, diciamo, da una parrocchia, perché un parroco che ha tensioni, che ha relazioni multiple, qui si trova un po' impoverito da quel punto di vista, però nasce una relazione intensa, una relazione più spirituale, più vera, diciamo, in qualche modo, perché uno viene su in genere anche per nutrire il suo spirito. Quando uno viene qui respira, ma respira non solo la natura, ma respira proprio il senso della fede e va giù carico. E io mi trovo che in qualche modo arricchisco anche la mia fede, perché quando senti gente normale, semplice, che dice io qui mi trovo bene, ecco, sto fuori e medito, è una cosa fantastica, bella. Sì, perché va detto che si parcheggia giù e poi piano piano, con calma, si sale, c'è una via Crucis con dei punti di meditazione che ti porta poi qui al santuario. La chiesa all'interno non ve la facciamo vedere perché abbiamo verificato sempre col sistema di ponti e non vogliamo fare l'errore della rocca di Asolo, però è un buon motivo perché vengano a vedere questa chiesetta che ha molti ex voto anche. Sì, ecco, da un punto di vista di fede ha tanti secoli, ecco, perché proprio e poi c'è il segno anche dell'arrivo un po' di tutta la zona qua attorno, perché ci sono i pellegrinaggi sospesi l'anno scorso e quest'anno, ma spero che rientrino, perché riempiono anche di canto, di fede, di solennità. Il popolo qua si esprime quasi quasi non vedesse la laicità nel senso fuori di Dio, insomma, no? Ecco, questo aspetto che fuori un po' lo si decanta. Qui invece no, si esprime di più quello che è l'interiorità e senza guardare tanto agli altri che cosa pensano. Hanno fede, è bello. Ecco, possiamo lasciare quest'idea che quando finirà questa pandemia un piccolo pellegrinaggio qui per dire grazie alla Madonna della fine di questo contagio dovrebbe essere fatto da tutti noi. Ecco, io credo che questo lo si debba fare, perché intanto il parroco di Cornuda, Don Francesco, a nome della popolazione ha fatto un voto qui in chiesa di fare questo pellegrinaggio, quindi io credo che questo sia molto importante, ma poi le popolazioni qua attorno si sono moltiplicate per dire
veniamo su a pregare e noi siamo fedeli, ogni giorno ci ricordiamo per tutti, in modo che il Signore aiuti proprio e la Madonna ci aiuti. Grazie a Donato. Intanto Nicoletta vi fa vedere una parte secondo me spettacolare, che è quella del fiume Piave. Siamo congelati, frizzati, ma è tutto sotto controllo. Non direi proprio la stessa cosa, caro Cristian. All'interno di questi studi respiriamo un clima, direi, tropicale. Sì, è parecchio caldo, ti invidio con la Si conoscono, ma insomma, ecco. ci date l'occasione anche per così magari dare l'opportunità a tanti trevigiani di venire qua e passarci qualche minuto nella fede e anche così nello spettacolo. Spettacolo, volevo dire. C'è qualche problemino, non so se riusciamo a contattare Lucio, che così magari si ferma e ci riallineiamo, anche perché Lele Marcassa voleva salutare Zanato. Sentiamo? Sì. Sento qualcosa. Lucio, mi senti? Io ti sento Ecco, chiaro e adesso forte. c'è stato vedete, qualche problema di collegamento. Abbiamo scoperto che adesso mi vedi? Ci vedi? Ti vedo e ti sento. Riesci a vederci? Sì, ti vedo e ti sento. Vedo una ragazza sorridente. Bene, in primo più che piano. vedere me, vedi una bella ragazza. Esatto. Perché il sindaco... Esatto, perché il sindaco ci ha fatto una sorpresa. Sì, è una sorpresa di Pasqua, però credo che vale la pena qui unire anche la musica con questa visione della natura, e quindi ho chiesto a Elena di suonarci qualcosa e mi ha dato la disponibilità come in tante altre occasioni, e sappiamo che è molto brava. Anche lei è un dono di questo territorio per quello che fa, e quindi è bello anche, no, sentirla in queste occasioni. Ecco, allora io ringrazio il sindaco Claudio Sartor e il rettore Donato Sartor e vado da Elena, che però non so di cognome, credo non Sartor, immagino. No, Pellizzari, Elena Pellizzari. Ecco, per un artista come lei, che cosa significa questo momento di chiusura? Allora, diciamo che inizialmente è stato preso come un respiro da tutti gli impegni musicali e le cose, un momento per studiare. Poi con l'andare del tempo diciamo che si è un po' appesantita la situazione, perché comunque anche se io per esempio sto ovviando con l'insegnamento, mi dedico ai miei allievi, che è bellissimo, però i concerti mancano, si sente questa mancanza perché il pubblico serve. Immagino che in studio Ivo Gallo stia annuendo, e anche Lele Marcassa, perché sono due artisti che ci stanno seguendo da studio. Allora, per Ivo Gallo, per Lele Marcassa, ma soprattutto per tutti i telespettatori di Antenna 3, a questo punto la nostra flautista che cosa ci suona? Vi suono un piccolo estratto dal Carnevale di Venezia, visto che siamo qua in zona. E che ci porti ancora di più allegria in questo momento un po' triste. Sì. Prego. Grazie. Grazie. A questo punto a me non resta che regalarvi l'ultimo sorriso della nostra flautista, e se non ci sono domande da studio restituisco la linea, pronta a riprenderla, perché vi voglio portare a giocare con le uova. Lucio, prima però ti devo far salutare da Lele e Ivo Gallo, che ci tengono. Sì, io Lucio ti saluto, ma soprattutto saluto la Nicoletta. Ciao Niki, ciao.
Vi sento un po', come dire, un po' a scattoni perché il ritorno è un po' basso. Niente Lucio, allora ti salutava Aspetta, vediamo se riusciamo Lele a Marcassa sentire. e Ivo Gallo e salutavano Nicoletta Rizzetto, e abbracciamo Nicoletta perché starti dietro non è facile. È stata nostra operatrice per 3 anni qui in studio, perché la Zanzega un tempo era qui in studio e quindi siamo diventati molto amici, la saluto di cuore. Ivo Gallo, ci sei ancora Ivo? Evochiamo Ivo Gallo. Ivo, eccoci, scusa, ma non prenderla sul personale. A tutti che Nicoletta, quando parlava di suo marito, diceva sempre "Lucio dei miei occhi". Chiederemo conferma nel prossimo collegamento alla stessa Nicoletta. Ivo, è il grande momento. Noi in realtà ho coltivato un po' di suspense perché volevamo arrivare qui, ecco, ai Beatles in versione pasquale di Ivo Gallo. Ci fai questo regalo? Sì, faccio una piccola intro perché in realtà prima ho scherzato, però Hey Jude è un pezzo che è stato scritto, il significato essenzialmente è: prendi queste cose, è un invito, prendi queste cose negative, queste energie negative e trasformala in qualcosa di positivo. E quindi come meglio in questo periodo suonare questa canzone? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let into your heart when you can start to make it better. And anytime you feel the pain, hey, you will pray. Carry the world down on your shoulder. When you know that it's a fool to play it cool, I'm making this world I'll leave her go. Ivo Gallo! Grande, non possiamo accendere accendini perché esplode tutto, quindi, però insomma l'atmosfera è quella giusta, grazie davvero. Ivo, Lele mi dice di metterti in difficoltà. Quindi, Lele mi dice di metterti in difficoltà, ecco, qualcosa di più local ti viene in mente? Ma facci la sigla, facci la sigla. La sigla, ma come non fare la sigla? Assolutamente. Ricordiamo che siamo in onda domani alle 15:45 nella meravigliosa piccola Venezia che è Caorle, che poi se volete vi dirò qualcosa, ho scoperto delle chicche eccezionali. Ivo Gallo, fingiamo di entrare in onda adesso, parte la Zanzega, vai! Live. Eccolo lì. Grande. Allora, non l'abbiamo messo in difficoltà. No, dove siamo stati? Cosa si vede domani, Ivo Gallo? Caorle, la bellissima Caorle e tutto ciò che gira intorno a Caorle e anche le cose un po' meno conosciute, un po' più nascoste alla massa, perché noi andiamo sempre a ricercare cose che non tutti conoscono, e questo è anche il bello, il motivo per il quale piace molto anche a noi fare il nostro mestiere. E qui vediamo il trailer, ma per esempio, ecco, potete darci qualche anticipazione sì, di questi piccoli tesori? Intanto siamo entrati
abbiamo avuto l'opportunità di vedere alcuni luoghi che ovviamente non solo per motivi Covid ma sono un po' chiusi alle visite tradizionali. Intanto hanno una chiesa a Caorle che è del 1038, straordinaria, che contiene alcuni oggetti sacri e preziosi, come una pala d'oro donata da Caterina Cornaro nel 1400 perché superstite di un naufragio, ed è paragonabile alla pala d'oro di San Marco. Molte sono le cose che collegano Caorle, che fino a 100 anni fa era un'isola fondamentalmente, poi i lavori di bonifica l'hanno resa la Caorle che conosciamo oggi, però fondamentalmente anche la zona legata a Valle Vecchia, dove ci sono i casoni, ce ne sono davvero tantissimi, luogo peraltro di cui si innamorò profondamente Ernest Hemingway, dove pensando a questo luogo e a se stesso e alla sua storia d'amore scrisse pagine memorabili in di là dal fiume tra gli alberi. Ecco, quei casoni, quelle valli della Val Vecchia di Caorle non sono altro che una fotografia del tempo di come deve essere stata Venezia 1500 anni fa. Quindi molti archeologi, molti studiosi visitano questi luoghi proprio per identificare lo status litoraneo dopo le invasioni barbariche del V secolo d.C. Abbiamo visto poi ovviamente il comparto fondamentale, anche se ovviamente come tutti soffre, che è quello legato al mondo della pesca, perché se non sbaglio è la quinta flotta nazionale per pescato in Italia, seconda solo a Chioggia in Veneto. Abbiamo vissuto a bordo qualche momento con i pescatori che escono all'1 di notte, rientrano alle 4 del pomeriggio e poi fanno quel famoso mercato all'orecchio, l'asta, in cui si vende il pesce appena pescato, quindi freschissimo. C'è molto Hemingway e soprattutto c'è un incontro davvero importante per l'arte italiana e veneta, perché abbiamo incontrato proprio nelle calli, nei campielli di Caorle, il grandissimo pianista Alessandro Taverna, che è considerato uno dei pianisti più importanti del mondo in questo momento ed è ambasciatore della città di Caorle. È stato squisito con noi, dolcissimo, un artista che ha un talento, una capacità riconosciuta a livello internazionale. È stato un piacere incontrarlo in una bella giornata di sole proprio in centro a Caorle. Lo vedremo domani sempre a partire dalle 15:45. Perfetto, quindi segnatevelo. E segnatevi anche che domani alle 13:30 ritorna la nostra rubrica Pillole di Digitale, che sta avendo un grandissimo successo, che sono queste lezioni in TV per anziani e disabili sull'uso del cellulare, degli smartphone, quindi del digitale, un argomento anche di attualità, visto che le prenotazioni anche per i vaccini si fanno online e quant'altro. Ne abbiamo parlato anche con il governatore Zaia alle 2 di oggi pomeriggio, quindi insomma cerchiamo di seguire anche queste indicazioni, Cristian, che sono preziose. Sono contentissimo. Dimmi. E lo dico anche a Ivo se mi sta ascoltando, perché ti ricordi che mi rimbalzavano queste informazioni. Giovedì mio padre si vaccina, che ha 90 anni ed è considerato, adesso non si dicono più vecchi ma si chiamano grandi anziani. Oggi durante il pranzo di Pasqua era tutto un qualificarlo grande anziano, eccetera, eccetera. Finalmente giovedì si vaccina! Finalmente! A dove? In che... San Donà di Piave, ULS 4. A San Donà di Piave. Sì. È contento quindi? È contento perché era mesi che chiedeva a tutti i figli di informarsi, perché ovviamente non ha le capacità tecnologiche, come tu dicevi, non riescono a utilizzare gli smartphone, eccetera, eccetera. Poi mio padre è anche carente di vista in maniera molto importante, per cui è arrivata proprio. Devo anche ringraziare la protezione civile locale, perché sono venuti casa per casa e hanno consegnato la lettera di convocazione al vaccino personalmente, sapendo che persone che hanno over 80, sono insomma, i grandi anziani, hanno difficoltà a rispondere al telefono, eccetera, eccetera, certo. E sono andati a casa per casa. Quindi ringrazio anche davvero l'ULS di riferimento, in questo caso che è la 4, che è il Veneto orientale, ma credo che poi il comparto sia il procedimento uguale, certo, in tutto il Veneto, e sono stati di una gentilezza estrema e volendo addirittura si sono proposti di venirlo a prendere e accompagnarlo. Poi nel quel caso ci siamo noi figli, però per, certo, dire, hanno avuto veramente un tatto e una gentilezza che non mi sarei davvero aspettato. È importante dirlo, oggi stiamo parlando anche di questo perché in tanti ci chiamano per avere informazioni. La piattaforma c'è, è operativa, se i vaccini ci sono è azionabile, è attivabile, la procedura va avanti, lo ha detto anche il governatore Zaia. Per tutto il resto c'è la
la rete delle farmacie che è entrata in azione, dei comuni, della protezione civile, quindi la rete della solidarietà del Veneto si è messa in moto, in realtà non si è mai fermata, anzi in questo ultimo anno di Covid. E quando ti tocca dal vivo poi ci fai un pensiero in più, quindi sono davvero contento, grazie agli infermieri e alla protezione civile che hanno finalmente consegnato la convocazione a mio padre. Io e te, Ivo, ci vaccineremo credo fra 2 anni, fra un paio d'anni. Credo, no? Non rientrate nelle categorie prioritarie. No. Però ci vaccineremo. Sì, anche perché abbiamo il naso ormai forato dai tamponi, per cui... Sì, perché comunque per muoversi sul territorio in questo periodo come voi, insomma... Però siamo a 18-19 tamponi, mi pare. Ricordiamolo, perché qualcuno ogni tanto muove qualche critica. In realtà noi seguiamo tutti i protocolli e questa cosa, dobbiamo ammetterlo, non ci rende la vita così facile. No. Ma noi resistiamo. Ecco, allora diciamo a tutti i telespettatori di Antenna 3 e non solo che Lele Marcassa e Ivo Gallo sono Covid free. Siete Covid free. Sono tamponatissimi più che altro. Perfetto. Ragazzi, solo un attimo, ci sono gli auguri, adesso sentiamo gli auguri di Adriano da 7 comuni. Sentiamolo. Con questo ciliegio da fiore alle mie spalle, sperando che sia di buon auspicio, voglio augurare buone feste di Pasqua all'assessore Lazzarin alla sanità, al nostro presidente Luca Zaia e a tutti voi della sanità veneta e soprattutto a tutti gli operatori di Media Nord-Est, perché siete sempre in trincea, ci tenete compagnia. Auguro buona Pasqua ancora a tutti i telespettatori e grazie da Adriano 7 Comuni. Grazie signor Adriano, buona Pasqua a lei. Ciao Adriano! Anche la location pasquale molto Ma efficace. Chiedi a Ivo Gallo dove andiamo fra 2 settimane, dove ci vedono, dove siamo stati, Ivo? Dillo, Ivo! Qui andiamo avanti a spoiler. Tra 2 settimane andremo a Piove di Sacco e speriamo che faccia bello però. Giusto? Sarà bello un sacco in quel caso. L'ho capita adesso, ho i riflessi molto rallentati, l'ho capita adesso. Invece fra 2 giovedì siamo sul Mondragon, che magari nessuno conosce sto posto, che peraltro è inserito nelle colline UNESCO, ed è un colle aspro dove non hanno piantato i vigneti ed è rimasto come era 400 anni fa. Quindi un paesaggio lunare. Ma stupendo, meraviglioso. Ragazzi, proprio vorrei chiedervi, perché è una mia curiosità. Abbiamo diverse immagini e trailer della Zanzega, dalla montagna, dalla pianura. Qual è? Voi l'avete girato in lungo e in largo, il nord-est, il Veneto. Qual è il vostro luogo del cuore? Lele? Questa è una domanda molto complessa. Se togliamo la straordinarietà delle Dolomiti, se togliamo la magnificenza delle lagune, la profondità dei laghi e dei fiumi, il sorriso cangiante delle colline che cambia con le stagioni, se togliamo le città d'arte non rimane niente, quindi è tutto bello. Ivo, sei d'accordo? C'è un posto che ti piace di più? Sono d'accordo. Io avrei concluso dicendo il furgone. Il furgone, dove mangiamo e imitiamo anche... emettiamo delle sonorità spesso dovute alla fatica, devo dire che... quindi degli scricchiolii, sì, diciamo al pubblico a casa, ecco. Qualcuno dorme, qualcuno russa ogni tanto, perché poi ci muoviamo in 6, per fortuna andiamo d'accordo, litighiamo solo 5-6 volte al giorno, Ivo, se non sbaglio, non di più, no? A volte 4. Quindi infatti, sotto la soglia d'attenzione. Approfitto per salutare, se posso, Cristian, a nome anche di Ivo Gallo, chi ci dà una mano, anche perché forse lavorano più di noi per molti versi. Allora intanto cito Pier Giorgio Pagan, che è il programmista e coautore del programma, cito Marco Marchesan, che è il fonico, Stefano Moretti, operatore Ronin, e ovviamente il grande Claudio Polotto, che è il regista. Salutiamoli e buona Pasqua. Che sono all'ascolto e li salutiamo. Qua dove siete, queste immagini sono relative sono sulle piccole Dolomiti, quindi siamo a Recoaro, metà marzo, 2,5 metri di neve, metà marzo, quindi eravamo già ormai sulla porta della primavera. In realtà c'erano meno 6 gradi e 2,5 metri di neve, un posto incredibile, famoso per
l'eccidio del Pasubio, quindi legato alla Grande Guerra, però oltre alle terme che abbisognano di un po' di rilancio, dobbiamo dirla tutta. Parli di Recoaro. Di Recoaro, la zona montana di Recoaro, quindi sopra la cittadina Liberty di Recoaro, offre questi scenari, questi panorami dolomitici appunto, chiamate così perché sono delle dolomiti un po' più basse, si arriva a 2300 metri di altitudine, ma regalano un panorama che io non so se qualcuno di voi c'è mai stato ultimamente, ma sono posti... Beh, io penso per esempio alle 52 gallerie che sono lì in zona. La zona è la stessa, esatto. Meravigliosa. E quindi devo dire che quest'inverno purtroppo non ce lo siamo goduti, ma erano imbiancati in un modo, per non parlare poi di Asiago, cioè, c'era un muro di neve pazzesca e si sentiva, grazie al, sai, l'effetto che rende la neve, che ovatta un po' l'etere, l'aere, tutto quanto, si sentiva proprio il pensiero di rigorni esterni che usciva dalla neve, quindi è stato un momento magico. Qui siamo a Zoppè di Cadore. E qua Montagna Bellunese. Sì, qui è la patria del gelato, Veneto, quindi dove questo paese si spopolò già dall'800 per portare il gelato artigianale, soprattutto in Germania e in Austria, e adesso conta 150 abitanti, di cui ancora metà di questi trasmigano 2 volte all'anno verso nord per vendere il gelato. E da qui poi siamo è una tradizione che continua più che una tradizione, è proprio un'economia, assolutamente. Poi dal passo Duran si arriva a Falcade, qui siamo ad Agordo. Questa è Agordo, anzi Canale d'Agordo, Canale d'Agordo, dove nacque Papa Luciani. C'è il museo dedicato a Papa Luciani. Qui è proprio l'interno del museo. Meta di un pellegrinaggio costante, perché è un Papa amato in tutto il mondo, nonostante i 33 giorni di pontificato. Qui siamo a Falcade, con i tramonti dolomitici. Questa è una bellissima baita che ci ha accolto. Falcade è famosa per i murales delle case che si dipingono dal 600, quindi è tutta colorata di queste opere d'arte. Infatti questo è un pittore molto famoso che è Dunio Piccolini, che ancora dipinge le case di Falcade. Qui è il Civeta, se non sbaglio poi si arriva ad Alleghe. Questa è una chiesa antichissima, San Simeon, con l'ultima cena meravigliosa. Questo è il lago di Alleghe, vedi, ancora ghiacciato. Assolutamente. Quindi queste sono di quanto tempo fa più o meno? Un paio di settimane fa. Sì, sono recentissime. Molto recenti. C'era ancora la neve perché non si era sciolta. E poi abbiamo chiuso con la meravigliosa Agordo, sede, come sai, di Luxottica, degli occhiali, ma soprattutto famosa perché per centinaia d'anni è stata sede di una miniera fondamentale per l'approvvigionamento di rame, soprattutto per Venezia, la Valle Imperina. Meravigliosa. Eccola qui. Ivo Gallo, stai dormendo intanto? Dormi? No, perché la Valle Imperina è uno dei siti più belli in assoluto, diciamolo. E fa parte del Parco Nazionale delle Dolomiti, che è l'unico parco nazionale inserito in un contesto UNESCO, giusto per precisare cosa abbiamo qui a pochi chilometri. Tanto per mettere i puntini sulle... A un'ora d'Antenna 3 si arriva là, Assolutamente. Ivo, invece... vedo che non vi sbilanciate, elencate tutti per non fare un torto a nessuno, ci mancherebbe altro, ma cosa ti ispirano, che canzoni ti ispirano queste immagini? Beh, ogni luogo ha un'energia diversa e quindi, e tra l'altro, ogni luogo diventa un palco diverso, è veramente una cosa affascinante, quasi magica, perché ritrovarmi a più di 2000 metri a suonare la chitarra e a cantare non è esperienza da poco. E se intendevi chiedermi un'altra canzone, se vuoi te la suono pure. Sì, assolutamente. Ok, volevo fare un complimento al mio amico conduttore Lele Marcassa, perché sei bravo, Lele, sei bravo. Perché di solito ti sono vicino, guardandoti qui, anche se è il telefonino, perché purtroppo io sono un po' isolato in questo momento, però bravo. Alex Factor, dici che Alex Factor. Si nota, lo dico anche a Cristian, quando ho aperto la porta, sono qua con Francesca che ti saluta, Ivo, peraltro. Francesca, vuoi venire? Francesca, vieni. No, allora, non viene Francesca. No, volevo scappa. Dire che quando ho aperto la porta si è spaventato, peraltro ho aperto un'altra porta di là e c'era Tony Esposito, che in questo momento sta schiacciando i bottoni, che è in regia come un tempo. Francesca, davvero niente, mi sento a casa. Si sono spaventati perché sono vittima proprio della chiusura dei barbieri e dei parrucchieri. Non riesco più a sistemare questa chioma.
lancerei, spezzerei una lancia a tuo favore. Prima ti ho preso in giro dicendo lancerei, bellissima questa, Sì, è da analizzare questo qua, tuo... sul costato me la lancia. Dimmi. Prima ho detto che sembravi un chirichetto, in realtà guardandoti bene sei proprio, sei molto hemingwayano. Ecco, adesso esce l'aspetto poco eterosessuale di Ivo Gallo, ma che affronteremo in un'altra trasmissione. Sì, magari in un altro orario. Stiamo scherzando, eh? Ma Ivo Gallo ci stava cantando una canzone. Cosa Quale, canti? Ivo? Sì, canterò un pezzo in italiano, che così non serve tradurre o fare strani pensieri, un pezzo in negrita che si intitola Ho imparato a sognare, perché tutti i luoghi che noi visitiamo veramente sono a sogno e non ho parole se non quelle di questa canzone. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita, il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Grande Ivo Gallo, un pezzo dei Negrita, se non sbaglio, che era stato interpretato anche da Fiorella Mannoia. Esatto. È preparato questi, eh? Sì. Abbiamo fatto studiare mica a caso. Volevo dimostrarlo, insomma, con i fatti, ci tenevo a fare bella figura. Allora, ragazzi, io quasi quasi farei qualche istante di pubblicità, perché poi abbiamo tutta una serie di altre sorprese e di nomi altisonanti dello sport, non posso dirlo. Dai, vi chiedo, voi ve ne intendete di calcio, di sport? Ma io so tutto di calcio, scherzi. Sei tutto. Ivo? Io poco. Poco, vabbè, ma comunque sono dei nomi che vanno al di là di qualsiasi, diciamo così, lacuna in campo sportivo. Intanto vi do, non per intristirvi, ma perché siamo in diretta, perché è il nostro dovere, la notizia che sui Colli Euganei si è registrata una scossa di terremoto, tutto sommato lieve al momento. È stata avvertita comunque nettamente una scossa di magnitudo 2.7, questo alle 15:58, quindi siamo nel Padovano, proprio a ridosso del Parco dei Colli Euganei, un'altra eccellenza assoluta del nostro territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico, artistico, enogastronomico. Sì. Sottolineerei soprattutto questo. Siamo stati 2 mesi fa. No, 3 mesi fa. In che zona dei Colli? Bah, abbiamo navigato sul canale Battaglia, Monselice, poi siamo stati... Ivo, ricordami che dimentico qualcosa. A piantare gli ulivi dove? A voi Euganeo! Allora ragazzi, allora devo dare tassativamente la pubblicità e dopo un grandissimo nome. A fra poco.